Buonasera, 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 salve a tutti. Allora io oggi vorrei condividere con voi la notizia che lessi un po' di tempo fa di una morte di una signora, 116 anni. Pensate, la donna più longeva d'Europa, la donna più anziana d'Europa, era di Cuneo, italiana. E naturalmente io quando lessi questa notizia mi scattò subito la fantasia comica, cioè mi sono immaginato la figlia di questa signora che un giorno è andata dal proprio marito e gli ha detto: amore, mamma comincia ad avere 80 anni di età, comincia ad avere i primi acciacchi, i primi malanni, è giusto che in quest'ultimo periodo della sua vita venga a stare un po' con noi, per dargli tutto l'amore e l'affetto che merita. Dall'altra parte il marito si sarà fatto due conti, ha detto, dice, ma questa c'ha 80 anni, ma quanto può andare avanti? 5 anni, 6 anni? Te Dorsetto è nato come il Presidente della Repubblica, ma poi la vecchia schiatta e io gioco al gioco d'Amadeus, l'eredità. Perché noi è sempre quello che pensiamo, ma da che? Questa a 36 anni è andata in giro per casa, nel frattempo la figlia si è sposata altre 3 volte, è lei che porta i fiori al cimitero ai generi, senza contare che questa signora, quando ha messo la propria casa in vendita, l'ha messo, quando è andata a vivere con la figlia, ha messo la propria casa in vendita nuda proprietà. Naturalmente un ragazzo dei 20 anni che ha fiutato l'affare ha detto io me la compro, capirai? Questa c'ha 80 anni, la vecchia c'ha 80 anni, io ce n'ho 20, la vecchia ha 90 amore e io a 30 ce vado ad abitare. Ma di che? Questo si è comprato casa chi i brufoli, ci va a abitare con la prostata. Perché questo? Perché l'anziano non è più quello di una volta. Una volta esisteva l'anziano DOP, di origine pensionistica. Quando ero bambino io esisteva l'anziano, quello che usciva dalle 8 alle 8 usciva da casa e rientrava a mezzogiorno puntuale per il pranzo. E dalle 8 a mezzogiorno aveva sotto braccio il giornale, che io pensavo che qualche anziano ce l'aveva tatuato qua il giornale. Oggi invece è tutto cambiato, tutto rivoluzionato. Oggi l'anziano esce alle 8 di mattina, ma sotto braccio da una parte c'ha la rumena e dall'altra c'ha l'iPad per mandare ricetta al dottore, perché l'anziano anche tecnologicamente sta avanti. L'anziano c'ha le scarpe da ginnastica, c'ha i pantaloni a vita bassa, 81 anni i pantaloni a vita bassa, che quando glielo fai notare ti dicono no, siccome c'ho la pressione alta, per compensare un attimino la situazione, capito? L'anziano c'ha i Ray-Ban, si mette la gelatina che poi si sa, in tarda età si tende un attimino ad esagerare, se ne mettono talmente tanta che pare che gli hanno fatto un gavettone che si inventano, non è cattiveria. L'anziano si chiama con i soprannomi, con i nickname, come i ragazzi di oggi. L'altro giorno, fatto vero, l'altro giorno accompagno mio padre al centro anziani, lo accompagno mentre io e mio padre stavamo entrando, usciva dal centro anziani un signore, sicuramente aveva passato la novantina, 90-94 anni, insomma, tutti quanti a salutarlo. Ciao Mercedes, ciao Mercedes. Anche mio padre educatamente, ciao Mercedes, ci vediamo domani. Curioso, gli ho detto, papà scusa, come mai lo chiamate Mercedes? È un tipo sicuro, affidabile? Dice no, c'ha 16 valvole come la macchina, non è cattiveria. Mio padre, 86 anni, da quando è andato in pensione, che il Signore me lo conservi, da quando è andato in pensione, lui a mezzogiorno e mezza puntuale, preciso, pranza. L'altro giorno lo stavamo aspettando per pranzo, io e mia madre, mezzogiorno e mezza niente. L'una niente, si è presentato a casa all'1:15, preoccupato, ho detto papà che è successo qualcosa, faccio ti sei sentito male? Dice no, tutto a posto. Faccio vabbè, potevi avvisare, no? Non potevi fare una telefonata? Dice no, non è successo niente. Dove sei stato? Dice no, mo mi dici dove sei stato? Sono passato da estetista. Scusa papà, 86 anni che ci sei andato a fare da estetista, scusa? Guarda, mi ha fatto le sopracciglia, ali de gabbiano, dice che va de moda. Mia madre che non ci vede da qua a là, gli si è messo occhiali, gli si è avvicinato e gli ha detto e il gabbiano sopra va bene, è il passero sotto che non funziona, non è cattiveria. Questo per quanto riguarda i nonnini, ma ce n'è anche per le nonnine, perché oggi le nonnine oltre i 70 anni vanno a cercare ancora quel qualcosa di misterioso. Una volta la nonnina stava a casa e faceva la lana, oggi la nonnina sta a casa ma gioca a burraco online, perché oggi allora, l'altra settimana io sono romano, periferia di Roma, Roma Est, prendo l'autobus a Roma, come sapete, sempre pieno, a reggersi agli appositi sostegni. Dopo 2 fermate, che io ero sull'autobus, sale una signora
74, 75 anni, una bella signora però, bella, distinta, elegante, i capelli quelli cotonati color mocano, infatti da lontano, quando è salita, da lontano mi sembrava un cruscotto del Mercedes proprio, mi si avvicina, mette la mano sopra la mia, sapete che un po' lo sballottamento dall'autobus, un po' il sudore, la mano tende a scendere, è andata a toccare la mia, non ci ho fatto caso, dopo 2 secondi però questo tocco è diventata proprio una carezza. Allora io ho guardato questa signora mi ha guardato e mi ha detto: questa sera sono sola in casa. Signora mia, chiuda bene perché oggi non te può fidare nessuno, non è cattiveria. Scendendo dall'autobus mi ha guardato e mi ha detto: comunque io posso darti ancora qualcosa che nessuna donna ti ha mai dato. Ah, pensione, signore, che mi può dare? Non è cattiveria. Ma forse aveva ragione mio nonno quando diceva che la vita va vissuta a qualsiasi età. Anche perché, come si dice, la vita è un mozzico, ma l'importante è averci la dentiera buona. Grazie! Grande, Dani grande Brown! Dani Brown!